Con oggi sono passati 5 anni dal referendum per l'autonomia del Veneto. 1826 giorni, 4 governi, Gentiloni, Conte 1 e 2, Draghi ed ora Meloni. Molti sperano che con il giuramento di oggi di uno storico leghista come Calderoli si arrivi finalmente all'accordo tra Stato e Regione, ma c'è chi la politica la vive da oltre 40 anni e per questo fa un'analisi drastica. Una posizione centralistica come quella di Fratelli d'Italia come possa concedere l'autonomia che chiede la Lombardia o il Veneto. Per una richiesta che Vernier ricorda arriva da molto lontano. Carlo Bernini nel 78 a Venezia lanciò l'Alpe Adria, che era un embrione di queste problematiche dell'autonomia. Per Vernier quindi non c'è nemmeno un tema politico, ma solo di macchina statale. Occorrerebbe sburocratizzare lo Stato centrale e avere un maggiore equilibrio tra le varie esperienze regionali. Chi invece dopo anni di entusiasmi ha perso tutte le speranze è Giancarlo Gentilini, che sul tema manda un chiaro messaggio al primo promotore del referendum. Quando una cosa è invecchiata 5 anni, credo che non abbia futuro. Ho detto, Luca Zaia, tu vivi sperando, ma mia nonna diceva, chi vive sperando muore cantando. E ora credo che anche l'autonomia sia un canto che si perde nell'infinito.